Per l'appuntamento di oggi con il Centro Culturale Roberto Ronchi, la linea va a Francesco Nasari e Tina Ghilardi. Buongiorno e benvenuti. Una buona giornata, una buona domenica a tutti e una buona domenica anche a te, Francesco. Grazie, grande Tina, lieto, felice di sentirti. Ecco, so che volevi parlare di un argomento abbastanza importante, per cui lascio a te la parola. No, ma figurati, sono gli eventi della settimana e li guardiamo a pezzettini con una certa rapidità. Con cosa si è aperta la settimana? Con la vicenda dei signori Renzi. Vicenda che a noi non interessa sotto il profilo personale, sotto il profilo dell'aspetto persecuzione, non persecuzione. Noi non siamo marxisti, quindi da un punto di vista del pensiero combattiamo la visione sovrastruttura che conduce al totalitarismo e che ha dominato poco tanto gli ultimi 40 anni, in particolare gli ultimi 26, dopo la vicenda di Mani Pulite. Non è questa in cui una visione del genere la giustizia, l'ordinamento giudiziario è visto come tutelante quella che è la struttura, quindi un po' il braccio armato rispetto alla struttura, in quella visione. Poi che si sia cercato di attuarlo o no, è un problema diverso, è un problema di cui non c'è neanche il tempo per poterlo affrontare e discutere. Quello che interessa qui è qualcos'altro, e cioè queste persone che hanno operato nel settore delle cooperative, delle associazioni. Francesco, abbiamo anche una chiamata in attesa. Sentiamo. Pronto? Buongiorno signor Francesco, signora Tina. Buongiorno. Siamo da Bolzano, sono Sergio. Senta, io volevo porre a lei un quesito, una domanda riguardo signor Angelo Crebri, che lo hanno arrestato in via definitiva, lui che aveva subito 91 rapine e ha ferito il rapinatore libero e lui in galera, no? Ecco, io volevo fare questo quesito. Io lavoravo in un ambiente sanitario. Ogni 6 mesi dovevo fare una visita psicoatitudinale e fisica, perché sennò non ero idoneo a continuare il mio lavoro. No? Allora la domanda è questa: per quale motivo la magistratura e i magistrati non vengono sottoposti anche loro a visite periodiche come tutte le categorie che hanno responsabilità? Loro non vengono mai sottoposti a nessuna visita. Chi mi garantisce a me, come cittadino che mi presento in un'ala di giustizia, abbia di fronte un magistrato che in quel momento non è fisicamente e mentalmente a posto e mi fa una condanna, che non è in grado di ragionare? È questo che mi pongo. Anche loro devono essere sottoposti a visita medico, fisico, psicoattitudinale. Grazie, viva Soldini e viva la Lega. Grazie Sergio. Che i problemi della magistratura, dell'ordinamento giudiziario, se fossero appena quelli saremmo già molto avanti. Certo, c'è anche questo aspetto, c'è anche questa valutazione da fare, perché in effetti uno nel tempo può anche avere dei problemi molto seri e nessuno controlla, nessuno va a vedere. Esempi di questo tipo, in effetti, anche personalmente li ho visti, li ho vissuti e posso dire che una certa preoccupazione in casi di questo tipo viene e si pone. Sono d'accordo che un aspetto di questo tipo sia stato sempre sottovalutato e che debba invece essere preso in considerazione. Poi per il resto, ripeto, i problemi sono tanti,
cominciano col concorso con cui si scelgono i magistrati, come anche i notai, come altre categorie, e si va là. Indubbiamente cambiare richiede dei tempi, richiederà tempi effettivamente lunghi, non c'è neanche dubbio, e i problemi sono vasti e sono molto complessi. Comunque quello che ha detto il radioascoltatore Sergio da Bolzano è indubbiamente un aspetto che va preso in considerazione, su questo non c'è il minimo dubbio. Torniamo ai signori Renzi. Ripeto, non ci interessa altro se non far rilevare che questi signori hanno cominciato a operare con quel metodo, con quel sistema noto, non nascosto, dal 2009 e per 10 anni. 10 anni hanno operato con questo sistema misto delle cooperative e hanno continuato a operare fino al dicembre scorso. L'urgenza di fermarli si evidenzia 10 anni dopo, perché quello che è stato fatto sistematicamente negli anni precedenti sembra che adesso agli occhi del magistrato sia qualcosa che viola la legge penale, cioè che è reato, e quindi vengono arrestati e posti agli arresti domiciliari. Ora, è evidente che non ci troviamo davanti, di là dalla simpatia che possono suscitare i signori Renzi e il loro comune prodotto. Non c'entra niente. È chiaro che non siamo davanti a due inconsapevoli, a due persone che vengono giù dalla pianta, come si dice dalle nostre parti. Questi operavano e hanno continuato a operare nella convinzione di essere nel giusto. Un'altra chiamata. Sentiamo. Pronto? Buongiorno avvocato, mi scusi se la disturbo, sono Rosanna da Milano. Io mi rivolgo a lei come avvocato. Io non avendo fatto studi giuridici volevo chiedere questa cosa. Che differenza c'è andare a trovare in carcere una persona che si è difesa nella propria abitazione e quindi ha solamente sparato o ferito la persona che è entrata, e l'andare a trovare in carcere un pluriassassino come Battisti? Volevo sapere che differenza c'era giuridicamente. La ringrazio, avvocato, l'ascolto. Ringrazio lei della domanda, però io non sono un penalista e rischierei di raccontare soltanto delle sciocchezze, perché l'essere avvocati è una cosa, l'essere conoscitori delle procedure del diritto penale rispetto a quelle ad esempio del diritto civile è un'altra cosa, sono due rami completamente distinti. Non voglio dire sciocchezze. L'autorizzazione per andare a trovare agli arresti domiciliari piuttosto che in carcere serve, ci vuole, è necessaria. Come si svolga e quali siano le formalità da eseguire nell'un caso e nell'altro, questo obiettivamente non lo so. Mi limito a dire che non è il mio settore, non lo so, non voglio dire stupidaggini. Mancherebbe anche quello. Pronto? Buongiorno. Io voglio dire che secondo me questi problemi qui sono uno dei tanti episodi che descrivono il problema della Padania. Il problema che forse uno dei primi che ha capito era Umberto Bossi, perché io lo definisco veramente uno dei pochi dirigenti mitteleuropei esistenti qui nel piano Padania. E secondo me il problema è che questi cambiamenti, tensioni così, derivano dall'enorme mutamento. Noi qui abbiamo avuto la Fiat antropologico venuto in Padania con l'afflusso di questi mediterranei che, come lei sa, hanno una cultura troppo diversa. Non è come dice Aldo Masullo, quel filosofo che dice che è colpa del nord, e quindi bisogna assolutamente integrare la Padania nella Mitteleuropa. È un processo che durerà forse 100 anni,
200, ma è quella la strada. Noi dobbiamo fare da difensori dei confini mitteleuropei da questa cultura nefasta mediterranea terribile, orribile. Ecco quello il problema. Su questo, prima ancora che difensori, dovremmo essere degli creatori, attuatori e sviluppatori della nostra cultura, e alla base di questo serve una consapevolezza anche di metodo e di sistema. Questo mi aggancia al ragionamento che facevo prima, cioè i signori Renzi hanno operato convinti di operare bene, quindi si direbbe di primo acchito che un metodo che veniva usato finché era congruo a regime e funzionava, quindi funzionalmente efficace, veniva, se non avversato, ma quantomeno tollerato. Adesso l'aria è cambiata e si cambia, ma è evidente che queste due persone, sicuramente non consapevoli, hanno operato fino all'altro ieri nella convinzione di essere nel giusto, di essere nella legittimità, di poterlo fare. Ora, questo allarga il quadro, lo scenario, a tutto quel mondo, quello delle cooperative, onlus, associazioni varie, eccetera, al quale i due coniugi appartenevano. La domanda che intendevo porre a voi e che pongo prima di tutto a me stesso, alla grande Tina nella sua sinteticità e chiarezza, perché lei ha questa grandissima dote, è questa, cioè in quel mondo vigono queste regole? O comunque in buona parte di quel mondo questi comportamenti, avere delle cooperative, farle fallire, fare in modo che determinati altri soggetti giuridici, società o chiunque altro possano avere benefici senza avere costi, è qualcosa che è diffuso in quel mondo? Perché, ripeto, altrimenti non si spiegherebbe la continuità dell'azione di uno che sa di essere sotto indagine e tranquillamente continua a procedere secondo quel metodo e secondo quei criteri. È questa la domanda che a mio avviso, l'ulteriore domanda che dobbiamo porci. Se quel modus operandi è qualcosa di penalmente rilevante, è limitato a loro o è esteso, molto più esteso e molto più in grande rispetto a quello che è il piccolo mondo dei signori Renzi, che però fa parte di quel maggior mondo dove evidentemente pratiche di questo tipo o sistemi operativi di questo tipo, se non identici, sono comunque tollerati o rientrano in quella mentalità. Questo secondo me è la domanda che dobbiamo porci, cioè perché anche l'operatività per 10 anni senza che nessuno, avendo fatto le stesse cose sempre, li abbia interrotti, li abbia fermati, significa che questo metodo o metodi di questo tipo erano tollerati. Questo potrebbe essere anche, se si vuole, un avviso ai naviganti, cioè guardate che siamo venuti a cogliere un vertice per far capire anche a tutta la base che, come diremmo per altre cose, la pacchia è finita, non si può più fare con quel criterio, perché a questo punto anche si avverte che si è superata la soglia della legittimità. La si era superata anche prima, adesso non è più tollerabile. Prima funzionalmente era tollerabile perché c'era anche un apparato esecutivo, un apparato governativo che andava in quella direzione, quindi bene o male, e c'era anche un apparato legislativo, il Parlamento, che andava in quella direzione, quindi poteva essere tollerato, adesso non è più tollerabile, non è più tollerato. Questa è la domanda che mi pongo, che pongo a voi e che pongo a Tina. È qualcosa, perché in effetti
tutto questo magma che ha parecchie oscurità di questo mondo cooperativistico, associazioni, onlus e compagnia, tutto sommato mi chiedo che operatività ha, perché teniamo conto che fiscalmente, secondo quello che era l'indirizzo contributivamente, secondo quello che era l'indirizzo del Parlamento, dell'esecutivo in mano alla sinistra, è un mondo agevolato, cioè rispetto a alle attività economiche normali, tra virgolette, cioè quelle private. Questo è un mondo che gode di agevolazioni. Il sistema, così come era congegnato, era soltanto un qualcosa di inventato dai signori Renzi, e mi sembra molto 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 strano, perché altrimenti prudentemente avrebbero messo un freno alla loro operatività, oppure è un qualcosa di diffuso che ci dà anche un'idea del mondo culturale e imprenditoriale della sinistra? Lo chiedo anche mi rifaccio alla chiarezza di Tina. Abbiamo una telefonata in linea, ecco. dopo rispondo. Okay. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Bruna dalla provincia di Treviso. Io ieri sera ho visto la lettura dei giornali che la giornalista diceva che a questo che è stato messo in prigione che il Presidente della Repubblica potrebbe dare la grazia. Però c'era il giornalista Gambescia che ha detto no, non può, se il ladro non condivide anche lui, cioè deve essere anche lui dire l'ultima parola, cioè mette il ladro alla pari del Presidente della Repubblica. No, non è esattamente così, però è qualcosa di lui simile. Ha detto così, deve condividere anche il ladro, no? Il Presidente. No, è una fesseria. Deve essere sentito comunque, la persona offesa deve essere sentita perché il Presidente della Repubblica, per poter graziare il condannato, deve sapere quali sono i sentimenti, le ragioni e il punto di vista della vittima o presunta tale in questo caso, il quale a questo punto per prima cosa dirà non sono stato risarcito, perché per di più dovrebbe essere anche risarcito. Come ha detto Matteo molto chiaramente, è evidente che in questa situazione uno che ha subito 50 furti, non so quanti, rapine di tutti i colori, c'è qualcosina che non quadra, c'è nel sistema qualcosa che non quadra, e ha ragione il Matteo quando dice qui dobbiamo portare avanti questa norma, perché quella roba qui non sta né in cielo né in terra. Ci sono troppi casi in cui si evidenziano delle questioni che sotto il profilo logico cozzano con qualunque realtà, ecco, questo sicuramente. Comunque volevo sentire il parere di Tina. Allora, io dico questo, le magistrature si accorgono sempre quando c'è una crisi politica o quantomeno, ma non se ne accorgono mai prima. Questa è la prima cosa che bisognerebbe chiedersi, anche perché parlando di gente comune, se c'è un modo di fare, molto probabilmente fanno queste cose credendo che questo sia legittimo. Esatto. Io al di là di questo mi chiedo, se una persona fa un qualcosa pensando che sia legittimo, è così, oppure invece bisognerebbe chiarire da quel momento come sono le cose, ma anche per chi un domani prosegue quel lavoro o meno. Non può essere soggetto queste cose al momento politico in cui una persona è su e giù. Questo è il grosso problema, perché uno poi, quando è appunto nelle istituzioni, non sa come comportarsi o meno, perché la consuetudine è quella, ma però potrebbe che, se la persona crede di essere nel giusto, mi chiedo come si può, perché anche quando condannano qualcuno, dico, la persona va corretta in modo che. Ma perché non si correggono prima in modo che?
e arrivano solo quando ci sono, ecco io penso questo della magistratura, tu sai che poi io penso che la magistratura sia anche loro fanno politica al loro interno, io questo è un mio pensiero, quindi è propriamente mio. Non ho mai pensato che la magistratura fosse corretta, questo sia da una parte o dall'altra, proprio perché noto proprio quando succede questo, proprio nel corso, se tu analizzi da quando è successo a Mani Pulite fino ad oggi, quando un movimento si trovava un attimino in determinate cose, lì arrivava la magistratura. Ecco, questo è un terzo aspetto ancora, però che è quello che abbiamo per il momento messo da parte. Tu qui metti l'accento sul fatto che la certezza del diritto in Italia sostanzialmente non c'è, ma è una certezza che, fra virgolette, sembra variare col variare dei tempi, col variare del clima politico. Ecco, questo è un altro aspetto, però se noi partiamo invece dal presupposto secondo, cioè se prendiamo il punto di vista per il momento dell'accusa, teniamo conto che quei fatti sono oggettivamente, lasciamo perdere, non competono il penalmente rilevanti o meno, sono oggettivamente discutibili, sono comportamenti quantomeno al limite di ogni limite. Mi chiedo, appunto perché questi sono convinti che le cose fossero legittime, fossero regolari, ma se tali non fossero e non fossero state neanche prima, in modo, questo sotto un profilo di un giudizio obiettivo, quel mondo a cui appartenevano, in cui ai signori Renzi sembrava di agire legittimamente e normalmente, che mondo è? Che cosa c'è dentro lì? Certo. Cioè, questo è il problema, perché oggettivamente il sistema delle cooperative, così come si è instaurato, così come si è attuato, è quantomeno discutibile, proprio come sistema, di là dal fatto che ci sia una cooperativa che opera bene e una cooperativa che opera male, per carità, però così come è incardinato è quantomeno discutibile. È proprio per questo che se c'era un qualcosa di errato dovevano intervenire fin dall'inizio. Certo, nei loro atti costitutivi o non so cosa, perché una persona prosegue un lavoro pensando che quello sia legittimo, e questo ne sono abbastanza convinta. È quello che dicevo prima, cioè si ha l'impressione che questo comportamento, in quanto facente parte di un sistema a regime, finché è stato a regime, perché corrispondeva all'esecutivo, corrispondeva alla Camera, la cosa andava bene nonostante oggettivamente non fosse compatibile con nessuna logica di tipo giuridico. Esatto. Ecco, questo è ma se la giustizia, le indagini devono essere uguali per tutti, questo doveva già uscire nel corso per quelle persone che avevano agito in quella maniera anche prima, ma anche solo come avviso. Il fatto è che comunque la magistratura, guarda caso, interviene solo in particolari momenti. Questo è un problema. Interviene con i signori Renzi, i quali sono al vertice, è chiaro, sono sotto i riflettori, ma mi chiedo, e tutto il resto? Perché a questo punto la domanda che lecitamente dobbiamo porci è: di quel mondo lì, tutto il resto come funziona? E come ha funzionato finora? Perché questo poi magari ha funzionato benissimo, magari è tutto legittimo, magari è tutto trasparente, però a questo punto il sospetto per questo ragionamento viene. E mi sembra legittimo che venga, mi sembra logico che venga. Ed è un qualcosa che dobbiamo lasciare che lasciamo in eredità ai nostri radioascoltatori. Esatto, perché abbiamo finito il nostro... Da pensare questa settimana, perché però abbiamo il nostro grande pubblico. Questo è il caso Renzi, ma diciamo che questo caso può far pensare... È la spia di qualcosa di più ampio, di molto più ampio. Di molto più ampio. Molto più ampio sia per le cooperative, anche per non cooperative o altre onlus. Esatto,
Teniamo conto che di questo ragionamento ce lo siamo fatti noi, non l'abbiamo sentito da altri, lo poniamo alla nostra liberissima, bellissima, magnifica Radio Padania e ai suoi ascoltatori, nonché all'ascoltatore per eccellenza che chi è? Gatto. Il gatto Gregorio. Il nostro gattino. Va bene, buona domenica a tutti e viva il Lombardo Veneto. Viva il Lombardo Veneto, viva l'Europa dei popoli e bravo, forza, fa di tutto, va avanti così, amico Matteo. Avete ascoltato Centro Ronchi. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti